I signori, i genitori di Valentina, che parte di voi o tutti di voi conoscevano, mi sembra che era stata diverse volte a Piancastagnaio, specialmente il reparto bandieratori la conosceva, che purtroppo ci ha lasciato, diciamo, ci ha preceduto. Usiamo la parola ci ha preceduto, perché poi ci ritroviamo lì. A mio modo di vedere nessuno muore completamente o ci lascia completamente fino a che lascia dentro a qualcuno un ricordo che poi i ricordi sono sempre bellissimi delle persone. Ecco, io non conoscevo la storia, non conoscevo Valentina, a seguito di questo evento, diciamo, mi sembra di averla conosciuta e sicuramente andando avanti mi ricordo di Valentina. Ecco, i genitori hanno voluto semplicemente portarvi una targa a ricordo della figlia, probabilmente penso di interpretare il motivo, prima di tutto perché era a Piancastagnaio, faceva parte, se non proprio della comunità di Piancastagnaio, però conosceva la realtà pianese, poi perché per mantenere il ricordo di questa ragazza un pochino vivo e acceso. Ecco, io vi ringrazio prima di tutto di essere venuti su Telecontrade, mi fa piacere, questo vuol dire che siamo una bella comunità per Castagnaio e per gli eventi ci proponiamo in una maniera positiva. Sergio, Marco, insomma, è sempre stata venuta giù e noi dobbiamo fare questo gesto verso il ragazzo di piccolo, però grande. Niente, sono 4 targhe per ogni incontrata con un pensiero sempre pensiero. Un ricordo da parte nostra e simbolo di ogni incontrata, semplice e semplice. Questo. Grazie. Così penso. All'inizio Valentina fu conosciuta alla qualificazione dei campionati della FISB e ci faceva cioè ci portava in giro, ci faceva da accompagnatrice. E niente, io in quel momento non ero presente, però gli altri atleti l'hanno conosciuta e l'hanno fatta venire a Piano e lì si era innamorato anche del paese, ha detto che sarebbe piaciuto trasferirsi qui. A Castello c'è il presidente? C'è il presidente? Sì. Questo a Castello? Grazie. Sì, grazie. Giorgio ha voluto fare un ringraziamento alla comunità di Piancastagnaio per la vicinanza che hanno avuto in quest'anno. Non è stata un'amicizia di comodo, è stata un'amicizia vera che è nata nel tempo, anche se distanti, però sì, siamo sempre vicini. Mezzi di comunicazione vi permettano ai giorni d'oggi insomma di essere abbastanza presenti, anche se non fisicamente. Siamo costantemente in contatto e vogliamo portare avanti il ricordo di Valentina, la nostra amicizia, perché comunque sono persone bravissime, ci hanno fatto sempre sentire a casa nostra ogni volta che siamo stati su, ci hanno aperto la porta come se fosse uno dei loro figli, perciò li vogliamo ringraziare e grazie a tutti voi per essere presenti.